Amici della Gazzetta Sarda, siamo qui a Tonara per un evento importante, un evento che riguarda un libro da un tema molto interessante, relativo a diversi aspetti e ambienti culturali, che ora con l'autore del libro e con lo storico che si occupa anche di questo aspetto storico, di cui appunto vi parleremo tra pochissimo, entriamo nel merito di un tema importante che riguarda la seconda guerra mondiale, riguarda anche l'Olocausto, perché il tema è anche questo, ma ovviamente tra poco adesso vedremo di che cosa esattamente si tratta. Siamo qui con Maurizio Pretta. Benvenuto Maurizio, grazie Buonasera. per questo momento. Con Gianfranco Tore siamo qui per parlarvi di questo libro. Maurizio, padre Michele Todde dalla Sardegna ad Assisi, una vita al servizio degli altri, a cura di Costantino Floris. Parlaci di questo libro, tu che sei l'autore di questo libro. Questo libro è un volume che ripercorre le tappe fondamentali della vita di padre Michele Todde da Tonara. È Nativo di Tonara. nato a Tonara, che poi le vicissitudini della vita l'hanno portato anche altrove, perché è rimasto orfano sin da ragazzo, quindi è cresciuto da uno zio prete ad Esulo e poi ha fatto gli studi seminariali a Oristano prima e poi a Sassari, dove è diventato sacerdote, dove comunque ha percorso tutto il suo percorso di fede. E poi è iniziata una vita un po' avventurosa che comprende una missione sfortunata in Brasile. Lo ritroviamo nella prima guerra mondiale come cappellano del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, quindi sardo fra i sardi, come amava dire. E poi lo ritroviamo nuovamente a Roma e lo troviamo soprattutto all'Assisi dal 1935 fino alla sua scomparsa nel 1972, dove oltre all'attività di santuarista del Sacro Convento avrà un ruolo molto importante all'interno di una rete clandestina che si occupò di salvare diverse famiglie di ebrei italiani e stranieri dalla deportazione praticamente, attraverso questa rete che riuscì a procurare loro prima un nascondiglio e poi dei documenti falsi ed ebbero salva la vita. Una persona di grande cuore, di grande coraggio che si è spesa per gli altri, senza dimenticare gli ultimi, perché era una persona molto attenta comunque ai malati, ai carcerati, insomma, dove c'era bisogno della sua mano è sempre stato presente nella sua lunga vita, considerando che è morto a 90 anni praticamente. Era classe? Era del 1882. Ok. Ed è morto nel 1972 e in tutto questo suo percorso ha tenuto sempre la Sardegna nel cuore, amava definirsi sempre sardo in anima e coro, come amava ripetere, si fermava spesso così. È un filo che non ha mai interrotto, anche perché si è occupato di aspetti della cultura sarda, questo è un po' che ha fatto da filo conduttore perpetuo, lasciandoci una bella e consistente raccolta di articoli che pubblicava per la Nuova Sardegna di Sassari, perché era molto amico del direttore della testata di allora, che era Arnaldo Sattabranca, e ha scritto di tante cose e questo ci ha permesso di ricostruire passi importanti della sua vita, anche chiaramente attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto, dei libri che lo riguardano. Abbiamo fatto una seria ricerca storica e documentaria, senza lasciare nulla a caso, senza lasciare troppo alla memoria e basta, quindi una ricerca documentata e dove emergono tanti aspetti di una personalità importante che i sardi ancora non conoscono. E come avete detto nella presentazione di oggi, anche questo aspetto umano molto marcato, quindi non meno importante ovviamente dell'aspetto religioso e anche ovviamente di quello che ha poi fatto, no? Insomma, per quanto riguarda appunto i deportati o perlomeno queste persone che ha salvato, insomma. Assolutamente, no? Lo status di deportati per fortuna non sono arrivati, infatti. sono scappati, si sono nascosti prima grazie a questa rete clandestina Perfetto. Assisi. Però chiaramente il lato umano emergeva sempre, anche nei momenti della difficoltà, e non solo durante il periodo di Assisi, anche durante il periodo della prima guerra mondiale, che comunque era un periodo, cioè fare la guerra di trincea non era una passeggiata, e lui aveva delle incombenze particolari, che andava dal soccorrere i feriti a consolarli, a avere una parola, ma
ma anche nel momento della festa, nei momenti di riposo nella trincea. Era un amante, come abbiamo detto, della poesia, del ballo sardo, delle tradizioni, e le condivideva con i suoi commilitoni alla fine, perché di questo si tratta. Era un cappellano che aveva un grado praticamente equivalente a quello di un ufficiale, ma si vedeva anche nel rapporto con gli altri. In questo ci hanno aiutato anche le lettere che ci sono pervenute, le poesie che le sono state dedicate e, ripeto, le testimonianze delle altre persone. Parliamo di questo momento storico importante, visto che qua appunto siamo in un momento storico difficile, dove appunto con Gianfranco adesso ne vedremo alcuni aspetti. Un momento dove era difficile muoversi in questa rete anche clandestina e comunque essere presenti e non visibili, perché ovviamente c'erano non solo i fascisti, ma anche poi, lo vedremo dopo, l'8 settembre del 43 i tedeschi comunque prendono piede in Italia. Parliamo un po' di questo momento storico, di questa vicenda. Michele è ad Assisi, in un periodo particolarmente difficile, perché è quello in cui si bombarda anche Roma e Assisi rischia di essere bombardata, viene trasformata in città ospedale, però ci sono insediamenti tedeschi, una presenza capillare tedesca e anche di fascisti, ed è in questo contesto che i francescani e il vescovo di Assisi organizzano o fanno parte di una rete più ampia di sostegno ai perseguitati, fra i quali dobbiamo ricordare anche diciamo i partigiani, ma anche gli ebrei, soprattutto questi ebrei slavi che venivano da Trieste, che da Trieste si erano spostati quando i tedeschi avevano occupato questa zona, trasformandola praticamente in una provincia tedesca. Ed è una rete che è in collegamento con quella toscana, tanto che per esempio Bartali trasporta spesso le Bartali, carte, il ciclista, noi lo ricordiamo a chi ci vede dietro la telecamera. Trasporta spesso le carte di identità che andranno a partigiani toscani o fiorentini e che venivano stampate ad Assisi, con la collaborazione di padre Michele e degli altri francescani, da dei tipografi che erano comunisti. Quindi una rete capillare che in qualche modo era coperta anche da qualche tedesco che era francescano. Non dimentichiamoci il colonnello Müller che era francescano, e quindi voglio dire che salvare 200-300 ebrei più gli altri partigiani è estremamente significativo. Lui è stato sempre riservato, ma Michele ha attraversato un secolo e mezzo, praticamente la fine di questo tormentato Ottocento, con le crisi sociali e economiche che in qualche modo gli formano il carattere e lo portano a decidere di sacrificarsi per gli altri, di dedicare la vita agli altri. Tant'è vero che uno dei premiati dopo la formazione che riceve a Sassari, dove lui partecipa a queste iniziative, fra i fondatori della società sportiva Robur et Virtus, della procultura femminile, eccetera, cioè i francescani di Santa Maria di Betlem sono parte attiva di questa vita cattolica in città, e Michele si forma in questo contesto, tanto più che l'arcivescovo Parodi, che arriva e che sostituisce il Marongio del Rio, è francescano anche lui, quindi una formazione etica, religiosa, di carattere, che lo porterà poi a scegliere di andare anche in Brasile a portare aiuto a quegli emigrati sardi che erano lì e che i fazzendero trasformavano quasi in schiavi, e poi, come diceva Maurizio, nella guerra mondiale anche lì alla fine finisce prigioniero per voler salvare un ufficiale che era stato ferito, e lui lo consegna agli austriaci con un atto di valore significativo in qualche modo, perché si dà prigioniero per salvare un'altra vita. Quindi diciamo un percorso come diversi altri sardi che hanno affrontato questo secolo breve del Novecento e che si sono distinti. Quindi Michele è uno di quei sardi
che si distingue in Italia, si distingue da Assisi, è ricordato a Trieste, insomma una personalità significativa. Benissimo, io vi ringrazio e quindi voi amici della Gazzetta Sarda avete avuto ancora una volta uno spaccato culturale grazie a coloro che di questo libro, di questo volume ne fanno testimonianza, lo regalano a noi, lo regalano a voi che seguite tutti gli avvenimenti culturali del nostro giornale, della nostra testata, e per cui ringraziandovi per questo momento. Grazie a te. Noi vi rimandiamo ad un prossimo appuntamento per questo libro che vi ricordiamo, Maurizio Pretta, padre Michele Totte, dalla Sardegna ad Assisi, una vita al servizio degli altri a cura di Costantino Floris, un libro sicuramente di grande impatto culturale che dovrebbe stare nella libreria di tutti i sardi e non solo. Un saluto dalla Gazzetta Sarda, Bruno Lombardi.